È morta per le esalazioni di fumo dovute all'incendio divampato nella sua abitazione. Dramma a Galzignano Terme, in una casa di Viale delle Terme 56. Una donna di 63 anni è stata trovata esanime dai vigili del fuoco intervenuti per spegnere il rogo. In cucina, a terra, la tragica scoperta, il corpo senza vita della donna, quasi sicuramente morta intossicata. Sul posto i carabinieri della compagnia di Abano Terme e i medici del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso della signora, che viveva da sola da tempo dopo la morte del marito avvenuta nel 2019. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, ma quasi sicuramente dovrebbe essere stato provocato da un guasto elettrico della cucina. La conosceva, che persona era? Una brava persona. Lei era vedova, mi dice. Sì. Da un po' di anni, insomma, ecco, dal marito, che anche lui è mancato, ecco. Però non sapevo di questa notizia che era successa oggi. Che persona era? Si vedeva qua in giro? Sì, delle volte, diciamo, però, sai, siamo vicini di casa, ci vedevamo, ci salutavamo e via.